Benvenuti in questa edizione straordinaria del TG5. Abbiamo una notizia appena ricevuta qui in redazione. È stata ritrovata della neve in montagna. Dovremmo avere pronto, scusate un istante. Sì? Va, va bene, grazie. Mi dicono dalla regia che è pronto il collegamento direttamente dalla Cima Stronzi con la nostra corrispondente Ilaria Galusci. A te, Ilaria. Sì, eccomi qui Fulvia, grazie, siamo in diretta proprio da Cima Stronzi per farvi vedere quello che è successo. Questa notte è caduta, addirittura pare 45 centimetri, sono caduti 45 centimetri di neve e i cittadini qui di Cima Stronzi si sono ritrovati in alta montagna con questa straordinaria novità, la neve. Adesso andiamo subito a farvi vedere quello che è il nostro servizio che vi farà vedere quello che è successo. Igloo dappertutto, piovuti dal cielo. Ecco come si è svegliata Cima Stronzi stamattina. Anche le gallerie pedonali sono completamente innevate e sono apparsi addirittura degli impianti sciistici da questa notte, come se fossero stati portati dagli alieni. Come vedete è tutto bianco, Cima Stronzi è bianchissima, le montagne sono assolutamente innevate e pare però che le temperature si stiano alzando e che qualcosa inizi finalmente a sciogliersi. Lara Laika per noi ha raccolto alcune delle testimonianze degli abitanti del luogo un po' spaventati da tutto questo. Che cosa è successo? Abbia pazienza, ma io non so ancora cosa dirgli perché sono veramente sconvolta. Perché stamattina mi sono svegliata che il cane dei vicini abbaiava e praticamente avevo aperto la finestra e ci siamo ritrovati con tutta sta neve per terra che non avevo mai visto. E quindi ci siamo trovati strani perché comunque se pensate che siamo in alta montagna, 2500 metri, e quindi insomma la neve è normale che non si è mai vista, capito? Avete avuto paura? In realtà paura no, perché comunque guardi, alla fine noi siamo turisti, cioè è normale pensare che in montagna si possa trovare della neve, però pensavamo comunque, cioè nel senso che ogni tanto rimbiancata la facesse, e invece appena abbiamo detto che bello la neve, tutti ci hanno guardato come se avessimo detto, cioè minchia finalmente è tornato Berlusconi, capito? E quindi è una cosa un po' strana. Avevate mai visto tanta neve? Ma veramente io una roba così non l'ho mai vista. Cioè, ma guarda che vivo qua da 27 anni, eh. Cioè, una roba del genere non l'ho mai vista manca a Busalla. Cioè, una roba veramente assurda. E dire che lì, almeno su per Ronco scrive delle volte nevicava anche che poteva essere d'agosto. Ma io te lo giuro, una cosa così, su una cima così non l'ho mai vista. È una roba veramente incredibile. Vi siete spaventati? In verità non è che ci si sia spaventati poi più di tanto, perché poi questa Cima Stronzi è una vetta che fa la confine tra varie regioni d'Italia, quindi insomma c'è tutto un po' un miscuglio di cose che a volte non si capisce di chi è la competenza l'una delle altre cose. Però diciamo che è un po' un incrocio, ecco, un incrocio come un pastore tedesco e un pastore maremmano. Poi la maremma maiala dei Sumà, però vabbè. Comunque in tutti i casi, niente, insomma, se state un po' a gioco, se ci si è tirati qualche palla di neve, e ci si è fatti qualche pupazzo di neve, insomma, e si è andata avanti la giornata. Sperando di non avere conseguenze anche per noi qui che siamo insomma al lavoro insieme ai tecnici, Fulvia ti ripasso la linea e ci sentiamo più tardi. Bene, grazie Ilaria, e naturalmente tienici aggiornati e richiedici la linea qualora tu ne avessi bisogno, e noi tutti ci auguriamo che la situazione possa risolversi al più presto, soprattutto per voi e per gli abitanti di Cima Stronzi. Noi invece chiudiamo questa edizione straordinaria del TG5 e vi lasciamo ai programmi della rete. Grazie per averci seguito, arrivederci.